Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo con Brunet, polacco, mattone polacco e giochiamo l'indiana di Nimzovic. No, ok, non ce l'ha fatto fare. Ok, questo scacco dovrebbe dare origine alla Bogo indiana, ma potrebbe essere... Non sono assolutamente sicuro di questa cosa. Ehm, ok, questo dovrebbe avere senso. Se avesse mangiato mi avrebbe aiutato semplicemente perché un pedone in B4 è molto fastidioso per lui perché gli limita lo sviluppo del cavallo e inoltre si apre la colonna per la mia torre che male non fa. Su A3 in realtà non lo so, non so se conviene tornare indietro o mangiare. Vabbè, mangiamo, dai. Facciamo le cose semplici. Secondo me per lui sarebbe stato meglio mangiare di donna lasciandosi questa casa naturale per il cavallo. Però, ok, sicuramente non è grave. Ok, Rocco e 4. Ok, 4, anche 4 secondo me sarebbe stata più ambiziosa. E 3 invece più tranquilla. Certamente non sbagliata. E ok, cavallo ci sei. Proviamo a giocare in stile est indiana con E5, questa struttura sulle case scure, visto che il mio alfiere delle case scure non c'è più. Pace all'anima sua. Cavallo E7 e ora cerchiamo di giocare da questa parte sul lato di re, anche se lui ha veramente molti pezzi da questa parte. Ehm, Forse A4 è una buona mossa di contenimento, perché se mi metto subito a giocare sul lato di re, probabilmente lui gioca B4 acquisendo iniziativa dall'altra parte. E invece se la gioca adesso io posso mangiare en passant e rovinargli un bel po' la struttura. Soprattutto se questo pedone dovesse sparire, la sua spinta a C5 sarà molto meno efficace più avanti. Ok, cavallo G6, portiamo un pezzo a caso da quella parte e vediamo di giocare sul lato di re. Da notare che H3 secondo me non è una mossa brillante perché è vero che toglie delle case, però indebolisce un po' l'arrocco. Adesso H3 potrebbe essere anche un futuro bersaglio di qualche sacrificio. Ok, come immaginavamo, C5 è nella sua lista di cose da fare. Quindi, vabbè, B6 potrebbe avere una funzione di profilassi. E, ok, abbiamo cercato di limitare il più possibile il gioco del bianco da questa parte. Una volta che l'avremo bloccato definitivamente, possiamo spendere qualche mossa da questa parte, che ne so, spostando qualche cavallo e minacciando qualche sacrificio. Ok, cavallo B1, cavallo C3. A riprova che forse all'inizio il cavallo C3 stava meglio. Vuole mangiarsi direttamente al pedone nella 4. Però è anche vero che quando ci riuscirà io giocherò semplicemente alfiere D7, quindi not a big deal. E forse ho anche qualche piccola minaccetta, non ancora. Ok, posso giocare cavallo H5. Non è una mossa che fa qualcosa direttamente, ma mi libera la spinta F5 per espandermi da quella parte lì, cosa che farò. Anche perché per il momento questo pedone non è veramente in presa perché io sto minacciando il forchetteiro
il Forchettausner. Ok, ma lui sta proprio emigrando tutto sul lato di donna senza preoccuparsi di quello che gli sta per succedere dall'altra parte, perché adesso arrivo con veramente tanti pezzi ad attaccare. Sarò molto molto minaccioso. Iniziamo con questa cavallo H4 che mi ispira molto e proseguiremo con donna G5. Ok, potrebbe fare F4 per prevenirla, ma ciò significherebbe un grandissimo indebolimento dell'arrocco, quindi potrei ritenermi comunque soddisfatto. Adesso iniziano ad esserci piani anche come torre F6, torre G6, portare altri pezzi. Infatti F4 mi sa che è una delle scelte migliori. Anche perché così blocca il pedone F5 che a sua volta blocca l'alfiere, dà possibilità più aggressive. Ok, qua potrei subito prendermi la casa che si è indebolita da questa spinta, ma una volta lì il mio cavallo farebbe veramente poco in G3, non si vede bene, cioè è bello ma non serve a granché. Quindi per ora non la facciamo, cerchiamo di fare qualcosa di più utile. Vabbè, per esempio, torre F6. Paura che sia un po' lenta. Ad esempio, torre F6, alfiere 2. E a quel punto. Vabbè, a quel punto cavallo G3, dai. Che ce lamentiamo a fa'. Ok, torre F2. Proseguiamo col piano, torre G6, tanto il pedone in F5 è ben difeso da cavallo alfiere. Ok, alfiere F1, mossa difensiva. Ci piace, ci piace. Ok, bisogna portare qualche altro pezzo all'attacco perché sennò siamo un po' incastrato. Scusate, ma sto giocando con la finestra aperta perché c'è un caldo della Madonna oggi. Ok, torre G3, attacchiamo il punto debole. Torre in G3 è una mossa un po' rischiosa perché rischia di rimanermi un po' incastrata nel suo campo. Anche se in realtà l'unica mossa che me l'attacca è cavallo E2 e su cavallo E2 adesso possiamo mangiare con la torre direttamente in E3, quindi per ora siamo abbastanza tranquilli. Cerchiamo donna F6. Donna F6 ha due idee. La più semplice è mettere la donna in G6 e vabbè, iniziare a pressare il re portando anche la donna in attacco. L'altra idea è mangiare in F4 e su E per F4 andare qua con la donna. Andare in D4 con la donna, inchiodare la torre e minacciare anche questo pedone qui. Lui si è allontanato dal centro mangiandosi quel pedone. È un po' stato tutto il suo piano perché aveva il cavallo in D2, l'ha riportato in B1, l'ha portato in C3 e finalmente si è mangiato sto pedone. Però noi confidiamo sul fatto che l'iniziativa e l'attacco siano più forti del materiale in meno.
Ok, tutti i miei petti sono un po' appesi a un filo, nel senso che nessuno è in una posizione molto stabile, però sono tutti molto attivi, quindi vediamo come va. Torre 8, scusate, torre 8, sembra una mossa molto, molto forte, ma in realtà dopo F7 non si vede che grandi vantaggi abbia ottenuto da questo scacco. Ok, cavallo B3. Cavallo B3, forse c'è c'è della magia. Scacco, scacco, scacco. Ma ragazzi, c'è una variante clamorosa, devo giocarla per forza. Cavallo F3, scacco, sfruttando una doppia inchiodatura, la torre non può mangiare il cavallo e il pedone non può mangiare il cavallo. Quindi re H1 forzata e dopo re H1 ci sarà spettacolo assicurato. Ok, per esempio, potrei già mangiarmi una qualità. Per esempio, cavallo per E1, cavallo per D4, cavallo per C2 e cavallo per C2. E già qui avrei una qualità in più. Però in realtà, secondo me, c'è di meglio qua. Per esempio, torre per H3, scacco, G per H3, cavallo G3 scacco, re G2 unica, cavallo per E1 scacco, re per G3, cavallo per C2, cavallo per D4, cavallo per D4. Eh, forse così guadagno meno di prima, effettivamente. Sono convinto che ci sia qualcosa di molto 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 forte qua. La mia posizione è troppo, troppo attiva, però sono senza tempo, porco cane. Peccato. Eh, che torre per G2 potrebbe essere un'idea. Torre per G2, il problema è che mangia di torre. Se mangiassi di alfiere ci sarebbe matto con il cavallo. Che tristezza che la cosa migliore è questa. Non può essere. Oh, l'ho trovata finalmente. Torre per H3. Infatti doveva essere questa la mossa. Su G per H3, unica, cavallo G3. A questo punto il re è costretto a venire in G2. Io mangio con scacco. E adesso su re per G3 non mangio come avevo calcolato prima, ma c'è l'intermedia potentissima. Donna e 3 scacco, mi tolgo dalla presa e mi mangerò la donna intera, senza che lui possa mangiare la mia. E quindi ho abbandonato. Bella lì. Grande, grande partita. Vediamo se c'era pure qualcosa di meglio. Eh, oddio, non so mai come si fa qua perché io uso sempre l'altro sito, l'ICES, per analizzare le partite. Resoconto. Abbiamo il resoconto. Momenti chiave. Mm, mm, mm. È per F4, esatto. Qua ci sta che prendevo l'iniziativa dopo re per F4 e, e dopo cavallo F3 il mio vantaggio diventa decisivo. Ok, probabilmente non mi fa fare l'analisi manuale perché non ho l'account premium. Magari la prossima volta giochiamo col mio account che ce l'ho premium. E niente, spero vi sia piaciuta questa partita. Ci vediamo tra 2 o 3 giorni con il prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare?
Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!